Al via la terza corsa dall'Arcoveggio, un confronto questa volta sul doppio chilometro, in 8 al via Vivienda, Zaira delle Selve, Zoldera S, Zar Parlante, Zigolo VGL, Zuma Horse, Viali Griffe e Zitrunas, questi ultimi due in seconda linea. I favori sono nettissimi per Zoldera S, che è salito un po' in chiusura, 1,44, allievo di Antonio Di Nardo, nettissimo favorito, sbagliato pochi giorni fa a Modena, ma corsa coi nastri, ora vediamo con la macchina. Partiti con il tentativo di avvantaggiarsi a centropista da parte di Zar Parlante, che conquista il comando proprio su Zoldera S, che rimane in seconda posizione avendo all'esterno però... No, è Zoldera S, scusate, all'esterno, mentre in seconda posizione è Zaira delle Selve, che è partita più sollecita del solito. Vediamo Zolder che ottiene strada in 250 metri ed è quindi il nuovo leader. Zoldera S favorito, in vantaggio dopo quarto iniziale completato in 30 e mezzo, in percussione esterna avanza Zigolo VGL, mentre in terza posizione rimane Zaira delle Selve alle spalle di Zar Parlante. Cavalli sulla piegata, completamento dei primi 600 metri che Zoldera S percorre tranquillamente in 46,4. Non cambia nulla tatticamente. In seconda posizione rimane Giorgio Cassani con Zar Parlante, all'esterno si impegna Zigolo VGL, poi Zaira delle Selve. Intanto gli 800 se ne vanno in 1-1 e 3 con Zaira delle Selve che ha spostato a sua volta all'esterno, infilata da Zuma Horse. Cavalli che completano il chilometro iniziale, 1,16,3 per il leader Zoldera S, che ha sempre di schiena Zar Parlante, all'esterno si impegna Zigolo VGL, poi Zaira delle Selve con in schiena a sua volta Viali Griff, mentre in coda rimane Vivienda. Parziale ora in 14,7, si affronta la penultima piegata, non cambia nulla. Tatticamente la corsa fin qui è stata abbastanza tranquilla, con ora però Zigolo VGL che sta scavalcando Zar Parlante, si sistema direttamente in seconda posizione lasciando scoperta all'esterno Zaira delle Selve. Zaira delle Selve però non progredisce più di tanto ed è allora Zuma Horse che progredisce a 400 dalla conclusione. Zuma Horse va in seconda posizione, va direttamente all'inseguimento di Zoldera S, in vantaggio a 300 dal palo. Completamento della piegata e ingresso addirittura d'arrivo. Zoldera S ha ancora 3 lunghezze di margine su Zuma Horse, che deve accontentarsi del secondo posto perché riparte bene Zoldera S e vince bene. Secondo posto per Zuma Horse. Al terzo chiude Zitrunas, 2,32,9 il ragguaglio finale, con 28,7 a chiudere, però dopo un 29,1 di penultimo quarto, 1,14,2 la media sul doppio chilometro, prestazione sicuramente molto positiva di Zoldera S, che cancella così il passo falso dell'altro giorno a Modena e ritrova la via della vittoria. Zoldera S, Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo, quota di 1,46 al totalizzatore.